Non parla la sindaca di Portogruaro, Maria Teresa Senatore, dopo le polemiche in occasione della ricorrenza del 4 novembre. Un filmato girato durante la cerimonia mostra il primo cittadino mentre evita di dare la mano ad una giovane di colore. Nel pomeriggio l'incontro chiarificatore e le scuse. Il servizio. Bisognava rimediare subito, ma immediatamente, senza far tante polemiche. Abbiamo letto assieme il giornale stamattina prima di andare a scuola e i miei figli hanno detto: ma non starai mica scherzando? Io ero lì accanto, è abbastanza normale che il sindaco dia la mano e che non si accorga che qualcuno gliela sta dando. In una situazione del genere, tanta gente, tanta confusione. Tra perplessità, stupore ma anche un po' di fastidio, a Portogruaro nel Veneziano ancora si discute di quanto accaduto 2 giorni fa in piazza durante le celebrazioni pubbliche del 4 novembre. Il sindaco Maria Teresa Senatore, che dimentica di stringere la mano ad una studentessa di colore, come documentato da un video postato su internet da un blogger, ha inevitabilmente sollevato un polverone, e non solo politico, tanto che stamattina il coordinamento cittadino della rete degli studenti medi si è dato appuntamento davanti al Teatro Russolo, proprio di fronte all'istituto frequentato dalla giovane, per un flash mob. 3 i cartelli appesi al muro, inneggianti all'accoglienza e all'integrazione. Al telefono il primo cittadino, che ha parlato di una non notizia e di una strumentalizzazione a fini politici, ha ribadito che si è trattato di una semplice svista. Faccio volontariato da 40 anni, non ho nessun problema con nessuno, figuriamoci con i cittadini di colore, ha detto. In questo momento, come sindaco, come donna e come madre, mi sento di dover tutelare i miei cittadini, in particolare una studentessa minorenne.